già battuta con Harrison dietro schiena per Perkins, finta il tiro, mette palla per terra per scacciare sulla faccia di Sagava Konate nella sua paretra, ritmo che resta davvero altissimo in questo inizio di primo quarto. Ecco il blocco di Grasulis, lo step back di Davis, soltanto rete. Ancora servito Banks sul lato destro, aspetta il blocco di Lever, ecco la palla interna nel mezzo angolo per il suo centro, bel taglio di Marcos Delia centrale per provare a rispondere in questi ultimi secondi, e lo fa affidando il pallone ad Angelo Harrison, isolato contro Campogrande, gli spara la tripla in faccia dal palleggio, scambia con Davis, ancora Clark, prende, spara dalla punta, soltanto rete per l'ex varesino, rimbalzo lungo per Davis, ecco il drag con Grasulis che occupa ancora bene gli spazi, apre l'area per la penetrazione con la mano mancina. 6 secondi per l'azione brindisina, Gentile deve forzare da 3 punti sulla rimessa dopo lo scambio rapido. Ecco il blocco di Perkins, si gioca il pick and roll laterale con lo stesso Redivo, ottimo scarico sul ribaltamento per Visconti che ha una tripla pulita. Ecco il blocco di Konate, la palla interna per il maliano che la schiaccia per lo stesso Banks, parabola alzata, si appoggia al tabellone, dolce come lo zucchero, rientra però bene la difesa dell'Allianz. Allora Clark in palleggio, inventa, si alza dai 3 metri dopo la penetrazione a ferro, Ian per Davis che poi aspetta il blocco di Grasulis, penetrazione forte contro Wes Clark e Davis ha sempre questo vantaggio. Ora Harrison che va da Zanelli, altro blocco alto di Perkins che poi riceve, extra pass per Visconti, altro extra pass per Harrison, la logo tripla arriva per coach Frank Vitucci, accoppiato a Lever. Ora Clark contro Harrison, gli stampa un gran canestro sulla faccia nella passata stagione. Ora Perkins trova Gentile sulla lunetta, questo è un tiro libero a tutti gli effetti. Ora Lever che si affida a Clark, resta ancora contro Harrison, bella lettura per la palla interna, per la schiacciata di Lever. Ecco il blocco di Udom, difesa forte adesso dell'Allianz, costretto a forzare D'Angelo Harrison. Ricomincia l'Allianz con Clark, il tuffo di Redivo, prova a tenere vivo Gentile, 4 contro 1 dietro schiena per Udom, reverse a segno, grandissima azione in transizione per la Happy Casa. Allora l'Happy Casa ancora il possesso con la palla interna per Perkins, ribaltamento, ci mette le mani Banks, si apre la strada per Redivo, questa volta appoggia al tabellone, +7. E dunque si finisce così con la Happy Casa che va a spezzare una lunga striscia negativa.